siamo concentrati da tempo, stiamo lavorando da tempo. Noi, qualcuno ha sempre detto che, cioè, ha sostenuto con forza che noi siamo un sindacato conservatore. Sbagliato. Noi non abbiamo mai difeso quelle roccaforti così perché ci andava di difenderle, e ovviamente senza guardare alle alternative future. Noi quello che abbiamo tentato di difendere lo abbiamo fatto perché non avevamo alternative, perché non c'erano soggetti imprenditoriali pronti ovviamente alla porta a portare qualche soldo, a portare qualche investimento nuovo, a creare nuovo sviluppo e occupazione. Guardate che noi in tanti anni abbiamo fatto accordi dove abbiamo rinunciato a migliaia di posti di lavoro. L'altro giorno abbiamo fatto appunto un accordo in ENI dove la base occupazionale passerà dai 300 dipendenti, parliamo dei diretti perché con gli indiretti sono circa 700 i dipendenti occupati, a 200 dipendenti, circa 180. E lì sacrifichiamo 100 posti di lavoro. Ma lo abbiamo fatto perché l'alternativa sarebbe stato perdere tutti e 300. E lo abbiamo fatto perché siamo convinti che una volta che questo progetto decollerà potrà mettere in moto una vera e propria filiera che si può anche integrare con l'investimento dell'oleificio medio-piave di Vainis. Ma stiamo appunto lavorando anche perché si sviluppi a Porto Marghera quella industria compatibile o sostenibile in pratica, un'industria nuova, un'industria che può rappresentare il futuro, che può rappresentare quegli investimenti non impattanti, ma che può anche creare le condizioni per cui si ricostruisca un rapporto armonico tra industria e territorio, cosa che è mancata in tanti anni appunto a Porto Marghera. Vedere che l'assessore Bettin, che per tanti anni ha criticato le industrie chimiche, che oggi ovviamente stende un tappeto rosso all'oleificio o all'ENI, insomma, per quanto riguarda la riconversione in bioraffineria, a noi ci fa solo piacere, ma probabilmente, ecco, e naturalmente mi permetto di dirlo, meglio tardi che mai, ma dell'esistenza dell'assessore Bettin e di tanti suoi amici non hanno fatto il bene di questo territorio. Quindi da lì bisogna partire naturalmente anche tenendo conto che questo nuovo investimento non sarà un investimento nemico del territorio, anzi permetterà di creare tutta una serie di servizi che appunto serviranno a ridefinire il disegno programmatico della città metropolitana, a rimettere a posto tutta una serie di tasselli. Mi piace questo esempio della brochure che avete fatto oggi, dove avete utilizzato dei pezzettini di un puzzle. Anche la città metropolitana è fatta di tanti piccoli pezzettini di un puzzle che devono andare a posto e che devono ovviamente comporre una realtà molto, molto più ampia. L'area industriale è uno di questi puzzle. Dalla raffineria siamo partiti, io avevo detto solo l'ENI può fare da capofila ovviamente a Porto Marghera, solo l'ENI può rilanciare questo percorso di riqualificazione industriale, e lei in effetti ha dato la risposta più importante, quella che noi ci aspettavamo e che adesso di pari passo deve andare con lo sviluppo anche della Fincantieri, deve andare appunto con la realizzazione del progetto dell'oleificio, ma deve anche accogliere nuovi investimenti come quello di Mossi e Risolfi, che si è paventato ma che può diventare davvero un'opportunità per Porto Marghera, ma può anche completarsi con l'area dell'ecoriciclo che naturalmente insieme a Veritas può davvero creare quella realtà industriale che naturalmente noi da tanto tempo abbiamo aspettato, diventando terreno fertile per nuovi investimenti, creando le condizioni per cui si generino nuovi posti di lavoro e quindi nuova occupazione. Venendo a noi il progetto dell'ENI, che non è ovviamente solo, è un progetto che è anche accompagnato da 120 milioni di euro che l'ENI si è impegnata ad investire da qua ai prossimi 4 anni nel cracking e quindi su Diversalis, una realtà che può diventare centrale per quanto riguarda le attività di ENI su quelle che sono i polimeri in pratica, e quindi la possibilità di fornire alle altre realtà di ENI sparse tra Mantova, Ferrara, Ravenna e quant'altro la materia prima necessaria per integrare questa, chiamiamola così, questa filiera, e quindi per creare una forte interazione di queste attività che si sono sempre mosse nel corso degli anni in modo a sé stante, e anche questo ovviamente è un passo importante, ma soprattutto il segnale
come si diceva prima, quello della raffineria può diventare l'esempio fondamentale di un rilancio. Naturalmente, quando qualcuno dice siamo arrivati, no, non siamo arrivati, noi abbiamo fatto l'accordo, abbiamo creato le basi, abbiamo creato le condizioni perché questo percorso di rilancio industriale possa effettivamente partire. Però da qui al 2016 di tempo ne manca ancora e quindi noi dovremo monitorare tutti i giorni perché l'impianto effettivamente e quindi con doppia operazione in 2 step si possa realizzare, prima viaggiare a regime ridotto e poi ovviamente nel momento in cui si procederà alla costruzione dell'impianto di skimming e quant'altro, in pratica potrà da metà 2015 partire a pieno regime e quindi diventare elemento centrale delle attività dell'ENI per quanto riguarda la realizzazione dei biocarburanti, che oggi viene fatta perché noi lo sappiamo bene, c'è la legislazione internazionale che prevede che una parte dei carburanti prodotti sia integrata con, chiamiamoli così, additivi di tipo vegetale. Oggi siamo al 4,5%, passeremo al 7%, ma arriveremo anche al 10%, probabilmente l'obiettivo sarà arrivare anche al 20%, e creare le condizioni per cui questo progetto sia il primo in Italia ma anche nel mondo che si va a realizzare, proprio parliamo del primo che prevede la riconversione di una raffineria a oli minerali in bioraffineria, in pratica poi ce n'è un'altra di simile in Svezia che è stata realizzata, però questo diventa uno dei primi investimenti al mondo che può sicuramente avere una prospettiva e che potrebbe nel momento in cui parte anche generare nuovo sviluppo e occupazione naturalmente e nel momento in cui le percentuali di integrazione di questi tipi di additivo bio in pratica aumenteranno. Chiaro che le contestazioni che potrebbero arrivare da parte del territorio è che utilizzando l'olio di palma in primis ed eventualmente l'olio di girasole o l'olio di soia o l'olio di colza, questo potrebbe andare ad intaccare la catena alimentare. Siamo stati noi i primi ovviamente a sollevare la questione, c'è chi muore di fame e chi utilizza certi prodotti per fare i biocarburanti, è una realtà e proprio per questo si è partiti dall'olio di palma, che è quello che costa meno ed è quello che è uno di quelli che fa anche un po' più male. Ma l'obiettivo sarà anche quello di andare verso la produzione di biocarburanti di seconda generazione, quindi utilizzando i grassi animali, gli oli esausti e quant'altro, e quindi anche le scorie di una lavorazione di oli che, se parte questo benedetto oleificio, potranno essere utilizzate, potrà essere tolta la cellulosa, potrà essere ovviamente potranno essere create le condizioni attraverso questo impianto di idroskimming in pratica per stabilizzare il prodotto, portarlo a una tenuta di circa meno 40 gradi sotto zero e quindi renderlo non solo un additivo efficiente ma anche un additivo che può solo far bene ai motori in pratica delle nostre auto, oltre che alla salute del nostro territorio, perché il percolato e le amine aromatiche che verranno immesse ovviamente nell'ambiente sono praticamente pari a zero rispetto a quello che invece oggi si brucia con i carburanti normali. Detto questo, io chiudo però facendo due passaggi importanti, perché come dicevo prima, il palazzo di Cardin è importante, deve essere realizzato, può diventare un esempio simbolo per la rinascita di Porto Marghera e di Venezia, oltre ovviamente a far sì che il nome di Cardin viaggi in eterno, però deve tenere conto di questo territorio. E quando dico deve tenere conto di questo territorio, dico che gli impegni che si sono assunti con la firma di quell'accordo di programma devono essere rispettati e tutti gli attori che ci sono in questo territorio devono lavorare perché siano rispettati. Che significa che cosa? In primis, far lavorare le imprese locali. Allora c'è qualcuno che si batte il petto e che dice prima ai veneti. Allora sono io che dico per prima ai veneti e soprattutto prima ai lavoratori di Porto Marghera e di Venezia. Non possiamo continuare a riempirci la bocca di tante belle parole e dopo far lavorare i lavoratori di Brindisi, di Palermo o di quant'altro. Io vi voglio bene, non sono razzista, vi dico la sincera verità, ma dobbiamo iniziare a pensare a quelli che sono prima i nostri problemi.
Abbiamo aziende di eccellenza, con 256 metri di palazzo sapete quanto vetro produrremo, e abbiamo una Pilkington che oggi è in difficoltà e che potremo in qualche modo alimentare. Avremo bisogno di tessuti, ma mi viene in mente che abbiamo una Rubelli qui a fianco che ha fatto lavorare, che ha preparato e predisposto i tessuti dei più grandi musei in pratica, tipo il Bolshoi di San Pietroburgo e quant'altro, e quindi io credo che abbiamo, oltre a tutte le imprese di costruzioni che siano edili o metalmeccaniche, abbiamo imprese di eccellenza e professionalità di alta qualità che possono sicuramente essere spese su questo progetto, visto che mi sembra di capire che un appartamentino costerà 1,5 milioni e quindi che non abbiamo bisogno di stare lì a speculare sui 2 o 3 euro di differenza oraria in pratica di costo in manodopera, ma insomma i margini poi di guadagno ci saranno, e quindi questo deve essere sicuramente un fattore sul quale noi ci dobbiamo assolutamente concentrare. Le ultime 2 cose: non possiamo, fin tanto che parliamo ovviamente di queste opportunità, dimenticarci che fuori dalla porta ci sono i lavoratori di Montefibre che a fine anno terminano la cassa integrazione e che probabilmente verranno licenziati, con un porto che ci aveva detto l'autorità portuale nel giro di 4 anni il progetto del nuovo District Park, del parco container, sarà pronto, probabilmente ce ne vorranno altri 10, e questi a fine di quest'anno saranno a casa, a spasso e quindi in mobilità, se naturalmente in extremis non interverrà un altro anno di cassa integrazione. Ma ci sono anche i lavoratori della Vainis che da 5 mesi non ricevono lo stipendio, con dei commissari che io, guardate, non li definisco solo perché se no... Hanno detto che Orsonia ha sbloccato la situazione. Allora, a me l'hanno detto che Orsonia ha sbloccato la situazione, ma io soldi non ne ho ancora visti per quanto riguarda i dipendenti, o meglio, prima mi hanno chiamato e mi hanno detto che soldi non ne sono ancora arrivati. Oggi c'è stato un bel servizio su Rai 3 dove l'avvocato si è riempito la bocca e sembra il salvatore della patria, però sinceramente io non capisco un avvocato che va in assemblea, dice ai lavoratori un'offerta è saltata, c'era un'offerta, poteva dar da lavorare a 50 persone, non produrranno CVM, non gli interessa perché sanno che il CVM sarebbe contestato e contrastato ovviamente dalla cittadinanza, faremo solo il PVC, viene in assemblea e dice si sono defilati. Dopodiché questi il giorno dopo fanno l'intervista sul Gazzettino e dicono no, ma noi ci siamo ancora, non ci siamo mai defilati, le garanzie bancarie ma non ce le hanno neanche mai chieste. Ma che cosa significa? Ecco, allora qui capite che da queste cose io parto per dire che Venezia deve iniziare a tirarsi sulle maniche. Quando dico tirarsi sulle maniche sono i giovani appunto che si devono tirare sulle maniche, che devono entrare a piè pari su queste questioni, che devono scalzare un vecchio sistema di fare politica che non sta facendo bene a Venezia, che rischia di mettere in ginocchio i suoi dipendenti, i suoi cittadini in pratica, e che sicuramente rischia di come possiamo dire, di allontanare quel percorso di rilancio e di nuovo di sviluppo di cui Venezia naturalmente ha bisogno. Io non sono qui a fare il tifo per qualcuno, io vi dico la sincera verità, io sono a valutare le offerte che ci sono in campo per quanto riguarda Vainis con estrema serenità e con estrema serietà. Se una proposta è buona, è giusto che sia detto che è buona. Se una proposta non va bene perché qualcuno vuole fare il furbo, è giusto che si dica che non va bene. E appunto noi abbiamo sempre detto progetti industriali, progetti finanziari, ricaduti a livello occupazionale. Queste le cose sono quelle che vanno valutate. Ma ripeto, ma non è accettabile che si continui ancora a giocare con persone che da 3 anni sono in cassa integrazione, che in 5 mesi, da 5 mesi vivono solo con 100 euro, e c'è qualcuno che a livello di stipendio probabilmente se becca poco becca 15.000 euro al mese, ha la pancia piena oltre che le tasche, e quindi può permettersi il lusso di fare queste cose. Mi piace che anche i giornalisti sono andati via, perché avrei avuto piacere di dire queste cose senza remore e senza timori, perché vi dico la verità, se una cosa mi fa schifo e non ho il timore di dirlo. L'ultima questione, e ho davvero concluso e vi chiedo scusa se l'ho fatta lunga, io non ho paura del Palazzo della Luce, ma di una cosa, della lingua bifurcuta di qualcuno, della lingua bifurcuta di qualche politicante della zona che con una mano lavora per
passare i piani di assetto del territorio e con l'altra spinge la marittima a Porto Marghera. La marittima a Porto Marghera non ci può stare, non è compatibile. Non è compatibile perché Marghera diventa area portuale, industriale e commerciale, ecco, e non può, oppure, ecco, diciamolo tutto, se non ci può stare l'uno, ecco, o meglio, se ci deve stare la marittima, vuol dire che l'area portuale, industriale e commerciale non la vogliamo più fare. Ma questi devono parlare chiaro, devono dire le cose come stanno, non possono continuare a prendere in giro un territorio con il rischio che poi, tra qui e qualche anno, i disoccupati diventano il 45%, di fabbriche non ne vediamo più, spariscono anche quelle poche che sono rimaste, e noi qui a menarci le dita, a guardare in giro, a guardare ovviamente chi sta meglio di noi, ma a non avere neanche quel pizzico di speranza sul quale aggrapparci per poter sopravvivere come invece abbiamo diritto, bisogno e soprattutto ne abbiamo le prerogative per farlo.